Oggi si presenta l'edizione Carchinos, il premio 2021 che si svolgerà al Tempio di Giunone il 10 luglio. Ecco, ci anticipi qualcosa, dottore Cantone? Ma il primo lustro, la quinta edizione, quindi qualcosa di emozionante. Poi quest'anno come prima grossa novità c'è che non viene fatta nel periodo invernale, noi le facciamo sempre il sabato prima di Natale, quest'anno lo facciamo in piena estate, il 10 luglio alla Valle dei Templi, quindi uno scenario particolare per delle eccellenze straordinarie che anche quest'anno veramente danno lustro, portano lustro al nome di Agrigento. Un lavoro difficile condotto per mesi con una giuria di qualità, con le segnalazioni di varie associazioni, personaggi pubblici e non, insomma uno spaccato della società civile che segnala e premia e identifica chi sono gli 8 premiati di quest'anno. E poi infine il premio dei premi, il premio speciale, che è quello che diciamo in persona più di tutti, identifica più di tutti l'essenza di Agrigento che ce la fa. Il 10 luglio si rinnova l'appuntamento dopo il Covid dei Carchinos 2021, ecco, se magari ci anticipi i nomi dei premiati in modo che sappiamo a chi andrà anche il premio speciale. Okay. Quest'anno la giuria di qualità ha scelto dei nomi veramente di altissima eccellenza che si sono distinti a livello internazionale. Tra questi per lo sport hanno scelto il Gabriele Di Trapani del team Luna Rossa, per quanto riguarda il cinema Leandro Picarella, per la medicina Giovanni Alongi, per la musica Fausto Savatteri, per l'imprenditoria Massimiliano Lumia, per il giornalismo Carmelo Sardo, per l'arte Salvatore Rizzuti, per la legalità Marcello Viola e premio speciale andrà al dottore Filippo Dispenza, al prefetto Filippo Dispenza. Quest'anno la giuria di qualità ha fatto un grandissimo lavoro perché tra l'altro le proposte erano veramente tante e difficili da scegliere perché tutte di altissima qualità. Il premio sta crescendo in maniera esponenziale, sta avendo sempre più successo e sempre più candidature riusciamo a trovare. Questo dimostra che Agrigento è un'eccellenza ricca di eccellenze, ecco, passatemi questo termine. Anche il premio Carchinos al Tempio di Giunone, edizione 2021, qui alla Valle dei Templi. Sì, siamo lieti di ospitare questa manifestazione che premia le eccellenze di questo territorio e che mirano soprattutto allo sviluppo di quest'area. Noi ne siamo lusingati e onorati di partecipare e di offrire la nostra location e siamo convinti che tutto questo contribuisca a quella crescita anche culturale di questo territorio meraviglioso.